libera del Ministero della Salute alla validità e attendibilità dei test rapidi del Veneto, quelli di seconda generazione addirittura sovrapponibili ai tamponi molecolari. Al via oggi la vaccinazione dei medici di base della Marca, adesione per ora al 70%, l'appello dei colleghi a indecisi e contrari: informatevi, è un vostro dovere. Nel nuovo DPCM forse parametri più stretti per il cambio di fascia per il Veneto, rischio zona rossa dopo il 15, intanto i governatori delle zone arancioni, zaia in testa, scrivono una lettera al Premier, ristori subito, dura replica del nostro direttore Luigi Bacciagli all'ordine al sindacato dei giornalisti che hanno aspramente criticato il titolo di una puntata di Focus. Fa discutere sul web il video di alcuni interramenti sospetti in un cantiere della Pedemontana d'Altivole. La Regione chiede spiegazioni al concessionario e informa i carabinieri del NOE. Nuova udienza del processo Veneto Banca. Con una decisione arrivata nel pomeriggio è stata rigettata l'istanza di responsabilità civile per Intesa San Paolo. Boscaiolo taglia un albero che travolge e ferisce un ciclista di 70 anni. Il dramma a Pieve del Grappa, l'uomo in gravi condizioni. Picchiava e rapinava minorenni per derubarli di orologi e collanine, un 19enne arrestato dai carabinieri di Vittorio Veneto. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura il via libera arrivato poco fa dal Ministero della Salute ai test rapidi. Il Ministero con un provvedimento ad hoc ne riconosce la validità e attendibilità. Quelli di seconda generazione addirittura sono sovrapponibili ai tamponi molecolari. Questo dice il documento della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria guidata da Giovanni Rezza. Gli esiti dei test antigenici rapidi, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle regioni, devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento. Il passaggio del provvedimento ministeriale che potrebbe cambiare e non di poco la contabilità del contagio a livello nazionale, anche se per questo potrebbero essere necessari ulteriori passaggi formali. Il Veneto aveva visto la strada giusta, le parole a caldo, la reazione a caldo del dottor Roberto Rigoli. E a proposito della contabilità del contagio, questo il secondo report di giornata della Regione del Veneto con azienda zero. Siamo a 3.258 nuovi casi di positività in Veneto nelle ultime 24 ore, 1.206 lo vedete dalla tabella. Nella sola giornata di oggi 45 i decessi. Sono in lievissima diminuzione i posti letto occupati nelle terapie intensive, 361, erano 401 il 31 di dicembre, come evidenzia anche il coordinatore del comitato di crisi Paolo Rosi. A Treviso parliamo di 507 nuovi casi di positività al virus nelle 24 ore e di 10 decessi. Per quanto riguarda invece la pagina dei vaccini, siamo a oltre 63.000 vaccini somministrati su tutto il territorio regionale, 7.500 nella sola giornata di oggi. Parliamo del 12% delle dosi somministrate a livello nazionale. Questo il macro dato veneto, ma veniamo alla Marca trevigiana, dove oggi si è fatto un significativo passo in avanti perché sono stati vaccinati operatori sanitari ma anche medici di medicina generale. Per loro l'adesione è intorno al 70%. Alle 12 è iniziata nella sala convegni del Cafoncello la vaccinazione per i medici di base della Marca. Nella prima giornata 500 quelli che hanno ricevuto la dose di vaccino, domani toccherà ad altri 600. Le prenotazioni diciamo che non sono a livello del personale ospedaliero, ma attorno al 70% degli aventi diritto, quindi possiamo anche essere soddisfatti in questa fase. Una percentuale dunque che soddisfa, anche se resta circa un 30% che al momento non ha prenotato la vaccinazione, ed è proprio a questi medici che si rivolgono i colleghi che invece l'inoculazione l'hanno appena ricevuta. Di informarsi, di leggere gli articoli su PubMed, l'efficacia di questo vaccino supera quella del vaccino anti-influenzale. Se non tutti si vaccineranno, a continuare a perpetuare questa situazione per anni. Forse nella mia categoria
è un po' renitente a queste novità, tra virgolette, però insomma voglio dire, ci sono due grosse istituzioni come l'EMA e l'FDA che certificano sulla validità. Purtroppo non si aggiornano, non leggono, non sanno un tubo, insomma. Tra l'altro penso che sia un dovere del medico imparare le cose, e più ne impara meglio è. Tra i vaccinati c'è la consapevolezza dell'importanza del vaccino nella lotta al Covid. Penso che lo dobbiamo fare tutti perché è l'unica arma che abbiamo a disposizione per liberarci da questa pandemia. Sono un medico, dovrei essere un idiota a avere dei dubbi, insomma. Non vedevo l'ora, anzi se me la facevano anche un mese fa l'avrei fatto volentieri. Io ho fatto una testa così in Africa alla gente per vaccinarsi, non posso non vaccinarmi, insomma, no, è un controsenso. Sono felicissima, è un miracolo della scienza e è l'unico strumento che abbiamo che ci permette di terminare questa pandemia. E quello di oggi è stato anche l'ultimo giorno nell'ULSS 2 della responsabile del servizio igiene e sanità pubblica Anna Pupo, a cui sarà affidato un nuovo primariato a San Donà di Piave. La soddisfazione di avere insieme comunque a molti miei collaboratori messo in piedi questa macchina, è rodata, funziona bene e quindi vado via contenta. Primo sabato, primo giorno di una settimana arancione per il Veneto, e proprio in queste ore dalle regioni arancioni, dai governatori delle regioni arancioni è partito un appello forte e chiaro al governo: subito i ristori, ma il Veneto, stando alle ultime proposte dell'Istituto Superiore di Sanità, rischia di finire in zona rossa. Fatto l'arancione potrebbe scattare il rosso per il Veneto, tutto dipenderà dalle decisioni del governo in merito all'ultima proposta avanzata dall'Istituto Superiore di Sanità, che dopo aver abbassato la soglia dell'indice R-Conti per il cambiamento di fascia chiede di fissare a 250 casi di positività ogni 100.000 abitanti il limite per passare in zona rossa. E qui sta il punto, perché in base all'ultimo monitoraggio l'unica regione a rischiare il rosso sarebbe giusto il Veneto, che nell'ultima settimana ha registrato 454 casi per 100.000 abitanti. In attesa di un confronto tra governo e regioni, proprio da quelle arancioni, Veneto, Emilia, Calabria, Sicilia e Lombardia, è partita una lettera al governo per chiedere di accelerare sul fronte dei ristori. Parla di crisi profondissima lo stesso Zaia con i colleghi presidenti, a rischio, dicono, interi comparti che potrebbero essere cancellati dalla geografia economica, tema che la scienza riconosce pur parlando dell'utilità di misure restrittive. Credo siamo in un limbo e credo che l'approccio di arancione anche per il Veneto serva per valutare appunto come sarà l'andamento del prossimo futuro e sia più precauzionale. Mi rendo conto, un'altra sofferenza per molte categorie di lavoratori. Lo spiraglio arriva ovviamente dai vaccini e da una campagna vaccinale diffusa, da qui l'appello del virologo a quegli operatori sociosanitari ancora diffidenti o contrari al siero. Noi come operatori sanitari dobbiamo considerare l'opportunità di difendere noi stessi, di difendere la nostra famiglia, perché in molti casi abbiamo infettato anche i nostri familiari, ma soprattutto il rischio è che contagiamo i nostri pazienti e soprattutto più fragili. Quindi è un'esigenza di rilanciare questo orgoglio professionale. Ieri nel corso di una nostra diretta il sottosegretario all'interno Achille Variati aveva dichiarato come la crisi di governo stia rallentando i lavori dell'esecutivo anche sul fronte dei ristori. Durissima la replica del presidente ANCI e sindaco di Treviso Mario Conte. È scandaloso quanto sta succedendo, chiediamo sacrifici ai nostri cittadini e di contro non arrivano i ristori, ma la motivazione per cui non arrivano non possono essere le beghe di un governo. Non usa mezzi termini Mario Conte, presidente ANCI Veneto, commentando le dichiarazioni del sottosegretario all'interno Achille Variati ieri durante la nostra diretta. L'ex sindaco di Vicenza aveva ammesso come la crisi di governo stia rallentando i lavori, compresa l'approvazione di un nuovo decreto che preveda un ulteriore scostamento di bilancio che mette a disposizione delle attività soldi contanti. Noi sindaci riceviamo quotidianamente imprenditori, ristoratori, partite IVA in lacrime che stanno rischiando di buttare via una vita di sacrifici
ci sono dipendenti che rischiano di perdere il lavoro e i ristori non arrivano semplicemente perché ci sono delle beghe di partito. Ai nostri cittadini francamente non interessa a chi va una poltrona piuttosto che un'altra. Siamo chiamati tutti alla responsabilità, in primis questo governo che deve dare risposte immediate, rincara Conte. Noi come sindaci diamo risposte immediate e raschiamo i bilanci comunali per cercare di sostenere l'economia, ma la politica romana non può voltare le spalle all'economia dei nostri territori semplicemente perché non si mettono d'accordo. Con il Veneto in area arancione il tema dei ristori diventa ancora più urgente. I ristori che sono stati promessi a Natale devono immediatamente arrivare. Qui si rischia, per chiacchiere politiche, di perdere il 35% del tessuto economico delle nostre città. Da Treviso a Macerata per il secondo giorno di screening di massa gratuito per la popolazione, quasi 1 migliaio di cittadini, anziani, giovani, anche famiglie intere che si sono voluti sottoporre, magari per la prima volta, al tampone per rilevare il Covid. Voglio essere sicura di non avere contratto il Covid, anche se frequento pochissime persone, però avere la certezza, insomma. Macerata, Piazzale del Mercato, seconda giornata dello screening anti-Covid organizzato gratuitamente per i residenti del comune. Nella prima giornata, quella di ieri, abbiamo avuto complessivamente 480 adesioni. Questa mattina, ad adesso, insomma, sono 170, per cui più o meno siamo sul trend della giornata di ieri. Effettivamente oggi è il modo anche per trovare qualcuno di questi eventuali positivi ed evitare per esempio che ritornino al lavoro o se hanno i figli che i figli vadano a scuola. L'Onlus Croce Azzurra ha offerto i tamponi e allestito la postazione drive-in. Protezione Civile e Associazione Carabinieri insieme ai volontari della consulta giovanile hanno gestito il flusso di auto e risposto ai dubbi dei cittadini. Dentro li processiamo direttamente, c'è un medico e un paio di infermieri, aspettano circa un quarto d'ora 20 minuti e gli viene dato l'esito se è positivo o negativo. È bello perché dietro i moduli noi chiediamo sempre di scrivere il motivo per cui lo eseguono e quindi è anche bello vedere scritto mi sento sicura in questo modo, mi sento contento e soddisfatto, lo faccio per la mia salute, lo faccio per gli altri. Chi è qui lo fa dunque per la tranquillità propria e di chi gli è vicino. È una semplice precauzione, ho visto che ci sono poche macchine e allora ho approfittato. Questo dà un po' di sicurezza a tutta la comunità? Penso proprio di sì, penso assolutamente. Perché è utile farlo? Non per qualche motivo specifico? No. Solo prevenzione. Siamo in 3 e tutta la famiglia. Come mai avete deciso di venire? Avevamo già deciso perché siamo stati a casa, però con la spesa e il marito che ha lavorato comunque volevamo essere certi di essere, speriamo, negativi. E la collega Lina Paronetto mi aggiorna sui dati definitivi dei 2 giorni di screening a Macerata. 1036 alla fine i soggetti, le persone che si sono sottoposte allo screening, una quarantina le positività riscontrate. Adesso vi proponiamo la dura replica del nostro direttore Luigi Bacciaglia all'Ordine e al Sindacato dei giornalisti, che hanno aspramente criticato il titolo di una puntata di Focus. Abbiamo mandato in onda una puntata sull'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, perché si tratta di una pagina nera della democrazia americana, un fatto sconvolgente, riprovevole, condannabile. Siamo tornati ovviamente sull'argomento con ospiti in studio, c'erano parlamentari, ex parlamentari, ed è stato un dibattito molto civile e pacato. Cioè tutti coloro che sono intervenuti, me compreso, non hanno potuto far altro che esecrare quello che è successo, non si poteva e non si può dire altrimenti. Allora il titolo di questa puntata, no, è stato, per andare oltre la notizia, ma voi assaltereste il Parlamento? Quando fai un talk non fai un titolo di cronaca, fai un titolo di maniera per alimentare il dibattito, no? Per cui fai anche delle provocazioni. Insomma, l'Ordine dei giornalisti del Veneto e il Sindacato del Veneto, che dovrebbero difendere il pluralismo e soprattutto la libertà di espressione e di stampa, esce con un comunicato congiunto in cui si parla di concetto eversivo e di assecondamento
di assecondamento di derive autoritarie. È la prima volta che un organismo che dovrebbe tutelare i giornalisti, oltre che ovviamente perseguirli in caso di gravi errori, è la prima volta che mi capita di sentirmi bacchettare perché abbiamo fatto un titolo eversivo. Un titolo eversivo è chiedere alla gente: ma voi assaltereste il Parlamento? Io di titoli ne avrò sfornati migliaia in 40 anni, nessuno mi ha mai detto niente, non accetto che qualcuno all'interno o all'esterno del sindacato si metta a dire la sua, a sentenziare, a dare giudizi. Noi siamo liberi, io scriverò e titolerò quel che mi pare fino a quando lo potrò fare. Continuiamo a fare il nostro mestiere, non ci facciamo condizionare da nessun tipo di censura o di intimidazione come questa, perché qua poi si limitano così a prendere le distanze. Denunciate, fate delle denunce, andate dalla magistratura se qualcuno ha diffamato qualcun altro, se ci sono stati commessi dei reati, se abbiamo detto cose che sono considerate penalmente perseguibili, fate le vostre denunce. Avrei compreso se il sindacato veneto dei giornalisti e l'Ordine dei giornalisti avesse eccepito in merito al programma. Cioè, se qualcuno mi dice: lei non è intervenuto quando uno degli ospiti ha detto cose irriferibili, avete fatto apologia di qualche regime autoritario, avete difeso a spada tratta Trump e non avete dato la parola a tutte le parti in causa. Lì c'era la sinistra, c'era il centro e c'era la destra, come c'è sempre in tutte le sere a Focus, nessuno escluso, e su tutte le nostre reti. Perché noi stiamo attenti in par condicio a dare la voce a tutti. A tutti. Io trovo offensivo che si venga a dire al nostro gruppo Media Nord-Est che abbiamo fatto un titolo che asseconda una deriva autoritaria. Ma come vi permettete? Come vi permettete? Venite qui a dirmelo in faccia. Invece di chiamare l'editore, venite da me a confrontarmi in trasmissione o nel mio ufficio. Abbiate il coraggio. Quando sputate le vostre sentenze, a volte giuste, a volte legittime, a volte completamente sbagliate, guardatevi i programmi. Chiarimenti su lavori dubbi lungo la superstrada pedemontana veneta sono stati chiesti dalla struttura di progetto. Lo rende noto la Regione del Veneto, che ricorda come sia stato pubblicato sul web un filmato dei lavori sulla pedemontana svolti probabilmente nella giornata di venerdì 8 gennaio durante la realizzazione e sistemazione delle scarpate con terreno vegetale in comune di Altivole, nel quale pare che vengano interrati materiali non pienamente distinguibili. La struttura di progetto, si legge in una nota, ha immediatamente richiesto spiegazioni al concessionario e informato le autorità competenti, quindi i carabinieri del NOE, per tutti gli accertamenti del caso. Nuova udienza del processo Veneto Banca. Con una decisione arrivata nel pomeriggio è stata rigettata l'istanza di responsabilità civile per Banca Intesa. Il giudice ha autorizzato la chiamata in causa come responsabile civile di Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa. Ha però escluso che altri soggetti, Banca Intesa come cessionaria delle attività di Veneto Banca, Consob, Banca Italia, le società di revisione, possano essere chiamate in questa sede a risarcire il danno. Banca Intesa rimane fuori dal processo per il crack di Veneto Banca. Nel pomeriggio il pronunciamento del GUP Gianluigi Zulian, che pone l'ennesimo paletto nel percorso a ostacoli dei risparmiatori della Popolare verso un possibile risarcimento per il danno subito. Circa 500 quelli ammessi come parte civile. Obiettivamente è una grossa limitazione, perché la liquidazione coatta amministrativa non sappiamo se e quanto riuscirà a realizzare, mentre invece la Banca Intesa è sicuramente, come si suol dire, solvibile. Il coinvolgimento di Banca Intesa cosa avrebbe significato invece? Avrebbe significato di avere come referente il più grosso gruppo bancario italiano. In Cassazione è ancora pendente il giudizio sullo stato di insolvenza di Veneto Banca, che se dovesse essere confermato aprirebbe uno scenario nuovo, quello dei reati fallimentari.
alimentari. Ma rispetto a quanto si sta trattando attualmente in aula, i risparmiatori e i loro rappresentanti non si fanno illusioni. Tutto questo processo è un processo destinato ad andare a morire per la prescrizione che verrà a maturare nell'ottobre del corrente anno. Prima considerazione, ed è francamente difficile arrivare ad una sentenza di primo grado prima di questa data, e secondariamente i patrimoni investiti sono quelli personali del ragionier consoli e quello eventualmente realizzato dalla liquidazione coatta, quindi poca cosa. Il processo è aggiornato al 30 gennaio, nuove udienze sono già state calendarizzate per il mese di febbraio. Si trova ricoverato al Cafoncello in pericolo di vita l'uomo di 32 anni originario del Togo, rimasto intossicato all'interno della sua abitazione a Rovare di San Biagio di Callalta nella mattinata di oggi, probabilmente a causa di una stufetta difettosa che usava per riscaldarsi in camera da letto. L'uomo è stato trovato privo di sensi dal fratello, rientrato a casa dopo il turno di lavoro. Ricoverato all'ospedale di Treviso per le prime cure del caso in camera iperbarica, il 32enne è quindi in gravissime condizioni. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma e al SUEM 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Treviso per accertamenti sulle bombole di monossido. E un vasto incendio si è sviluppato poco dopo le 15 in una casa colonica a 3 piani di via Molinara a Godega di Sant'Urbano, di proprietà di un'anziana di 81 anni, ma attualmente data in affitto a un'azienda agricola e abitata da 9 dipendenti di origine romena. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, 5 squadre di vigili del fuoco di Vittorio Veneto, Conegliano e Treviso, con altrettanti mezzi, 2 autopompe, 2 autobotti e un'autoscala. Le dimensioni dell'incendio non hanno subito consentito ai pompieri di entrare. Ben presto è stato però accertato che i 9 abitanti si trovavano al lavoro e che nessuno era stato quindi coinvolto nel rogo. Da Godega a Pieve del Grappa, dove un boscaiolo ha tagliato un albero che ha travolto e ferito un ciclista di 70 anni. Paura questa mattina a Pieve del Grappa, località Crespano, lungo il sentiero delle Piere Rosse, dove un 70enne di Bassano che stava procedendo sulla sua mountain bike è stato travolto da un albero appena tagliato da un boscaiolo. Una vicenda che ha dell'incredibile nella sua gravità. Serie le condizioni del ciclista, è stato proprio il boscaiolo a chiamare i soccorsi. Sul posto il SUEM 118 di Pieve e l'eliambulanza. Dopo un primo intervento dei sanitari che hanno dovuto praticare un drenaggio toracico al 70enne, l'uomo è stato trasportato al Cafoncello di Treviso. La cronaca ci porta adesso a Vittorio Veneto, dove è stato posto in arresto un ragazzo di 19 anni accusato di 2 rapine. 19 anni compiuti da poco, ma già vissuti pericolosamente, quelli del ragazzo marocchino arrestato per aver compiuto almeno 2 rapine in centro a Vittorio Veneto tra il luglio del 2019 e l'agosto 2020. È un rosario di contestazioni, tutte pesantissime, quello mosso nei suoi confronti, fatti che avevano suscitato preoccupazione anche tra i residenti e riportato in auge il fenomeno delle baby gang nella zona del Vittoriese. In entrambi i casi le vittime, altrettanto giovani, avevano riportato delle ferite ed erano state derubate di collane e orologi. Nello specifico i 2 episodi riguardano 2 vittime, entrambe minorenni, che sono state aggredite dal soggetto arrestato unitamente ad altri 2 complici denunciati in stato di libertà e hanno pure riportato delle lesioni. Al termine delle indagini quindi i carabinieri hanno capito che il 19enne era l'autore di entrambi i colpi, inevitabile l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Il giovane, che ha altri precedenti specifici, si trova agli arresti domiciliari. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per andare a Treviso, dove proseguono i controlli sul territorio sul corretto uso della mascherina e dei dispositivi da parte della polizia locale. Nel primo pomeriggio di oggi 6 persone che stavano conversando in gruppo senza mascherina o indossandola completamente abbassata sotto il mento sono state sanzionate. Il controllo è avvenuto nelle vicinanze di un condominio in via Bixio all'incrocio con via Piave. La polizia locale si è mossa sulla base di alcune segnalazioni, come ha spiegato
impegnato anche il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Sul posto sono così arrivate 2 pattuglie, di cui una in borghese, che hanno sorpreso queste 6 persone, fra l'altro non conviventi. I soggetti, tutti residenti in città con un'età tra i 30 e i 45 anni, sono stati identificati e sanzionati con 400 euro di multa ciascuno. Bulli in azione, rimaniamo sempre in centro a Treviso. Interviene anche il sindaco Conte in difesa di una cameriera insultata dai giovanissimi. Serve la collaborazione dei genitori, spiega il primo cittadino. Qualcuno si è scusato attraverso gli strumenti che loro utilizzano di comunicazione, in questo caso nel profilo Instagram, e questo è stato un gesto che ho molto apprezzato. Sono arrivate via social le scuse di alcuni ragazzini, componenti di un gruppo di una decina di giovanissimi che qualche giorno fa è stato protagonista di un acceso confronto con il sindaco Mario Conte. È lo stesso primo cittadino a raccontare quanto accaduto in via dei Dall'Oro, a 2 passi dalla rinnovata piazza Pio X, dove la cameriera di un bar ha tentato di far rispettare le regole di distanziamento al gruppetto. Alcuni di loro però, anziché allontanarsi, si sono scagliati contro la ragazza con pesanti insulti, poi anche contro lo stesso sindaco intervenuto a supporto della cameriera. Non riusciva a far rispettare le regole perché è subentrata la maleducazione, l'alterazione e l'arroganza di questi ragazzi che non si rendono conto del grave rischio che fanno correre all'intera comunità e soprattutto non si rendono conto del significato della parola rispetto per il lavoro, rispetto per le persone che li richiamano semplicemente a rispettare le regole. Ho a cuore come sindaco il futuro di questi ragazzi e capisco, continua Conte, che stiano vivendo un momento difficile. La sospensione del percorso didattico è sicuramente un danno, ma non possono essere in alcun modo tollerati certi atteggiamenti arroganti e maleducati. I controlli della polizia locale dunque si concentreranno anche in quest'area della città. Non bastano 20 agenti di polizia locale che stanno facendo tra l'altro un lavoro importante. Qui serve il supporto delle famiglie, il controllo da parte delle famiglie di quanto fanno i loro ragazzi durante le fasce pomeridiane. Oltre che la collaborazione delle famiglie, il sindaco chiede anche l'aiuto di quei ragazzi che attraverso i social hanno chiesto scusa per l'accaduto. Chiedo aiuto anche a questi ragazzi per bene che aiutino gli amici a rispettare quelle che sono delle regole base che in questo momento di pandemia sono particolarmente importanti. Andiamo adesso a Belluno. In apertura della cronaca bellunese, la valanga mortale che si è registrata questa mattina in Val Travenanzes. Siamo sopra Cortina d'Ampezzo. Ha perso la vita uno sci alpinista 50enne residente a Badia. L'uomo è stato trascinato a valle per 900 metri. Ecco la traccia dell'enorme valanga che stamattina si è staccata sopra la Val Travenanzes a Cortina d'Ampezzo e che ha travolto, uccidendolo, uno sci alpinista di 50 anni di Badia, in provincia di Bolzano. Durante una discesa, una normale gita di sci alpinismo, purtroppo in un ambiente abbastanza particolare che è della Val Travenanzes, si è staccato un lastrone da vento probabilmente e ha investito uno dei 3 sci alpinisti portandolo a valle. Purtroppo non è riuscito a fermarsi nella prima fase e quindi ha fatto tutto il tragitto fino alla base. Paolo Pitt Scheider, nome molto noto nel mondo dello sci alpinismo, era in compagnia di 2 amici. Insieme erano partiti dall'Alta Val Badia per risalire il vallone del Campestrin. Arrivati in cima al Monte Cavallo e Casale, la decisione di scendere verso la Val Travenanzes. Secondo le informazioni apprese dai soccorritori, i 2 compagni sono scesi uno alla volta e quando è stato il turno di Pitt Scheider, l'uomo ha toccato un cumulo di neve ventata che staccandosi lo ha trascinato a valle per circa 900 metri. L'allarme è scattato attorno alle 11 e ha fatto convergere in zona l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore che, raggiunta la Slavina, ha iniziato la ricognizione. È stato ritrovato subito con l'arma dell'elicottero, era dotato di tutte le dotazioni di sicurezza, però ricordiamoci che le dotazioni di autosoccorso non impediscono che la valanga scenda. Quindi sono di supporto e di aiuto, ma non impediscono la caduta delle valanghe, quindi dobbiamo avere un'attenzione molto molto grande. Il tecnico di elisoccorso e l'unità cinofila hanno completato la ricerca e recuperato il corpo dell'alto atesino sepolto sotto 80 centimetri di neve, incolumi ma sotto shock i compagni di escursione trasportati a valle. Il rischio valanghe di questi giorni si era abbassato, conferma il capo delegazione del soccorso alpino bellunese, ma l'attenzione deve restare sempre alta. Quando vediamo che il bollettino ha grado 2, grado 3
quindi non gradi altissimi, però gradi molto importanti che non ci devono far abbassare il tono dell'attenzione, dobbiamo tenerla sempre alta e valutare con i nostri occhi gli accumuli da vento e gli astroni da vento, perché basta veramente poco per perdere l'equilibrio e poi non fermarci più. È Luca Ghedina, fratello del campionissimo Christian, l'autore del video che ha indignato cittadini e associazioni ambientaliste, nel quale si documenta l'inseguimento in auto di 4 lupi. Non sono un mostro, non ho avuto alcuna intenzione vessatoria su quei 4 lupi, ha spiegato al quotidiano online Il Dolomiti Luca Ghedina. Se rifarei il video, sì, eviterei solo di dire la parola scanno, che nel mio dialetto significa comunque stancare e non altro, ha spiegato alla testata. Allevatore boscaiolo di professione, Ghedina conferma di essere l'autore del video ma di non averlo diffuso sui social, l'ho solo inviato a mia madre e a un gruppo WhatsApp dell'Alpago. Ghedina dice anche di aver ricevuto per questo pesanti minacce via social e di averle segnalate ai carabinieri forestali. Dicevamo, primo giorno in arancione, di una settimana arancione per il Veneto e quindi anche per il bellunese. Ecco cosa ne pensa chi frequenta il centro cittadino durante il giorno di mercato. Veneto che diventa arancione. Vediamo a Belluno se la gente lo sa, se sa che cosa si può fare e se trova giusto che la regione sia in questa fascia. Sa di che colore diventiamo? Sì, prossima settimana diventiamo arancioni. Tanto se non sa il governo che l'ha da fare, quello che sapevamo noi, non lo sa neanche il governo ancora cosa che ha da fare. Io non so chi sostenga che questo governo sta facendo una cosa degna di una popolazione italiana. Di che colore siamo? Arancione. E cosa si può fare da arancioni? Oh mio Dio, allora non ci si può spostare tra i comuni, cioè, ecco, sono chiusi i bar, i ristoranti, siamo aperti noi, lavoriamo solo con la gente del comune. Si può fare l'asporto, ma ho deciso che non lo farò, perché non conviene assolutamente, in quanto ci sono anche le chiusure dei comuni. Si può bere il caffè all'asporto, andando fuori. Questo è già importante. Arancione? Sì, siamo arancione, ma non lo so, dai, arancione o giallo. Cosa si può fare da arancioni? Quasi niente. Si può andare alle elementari? Sì. Alle elementari. Non si può fare niente. Bisogna... I ristoranti e i bar saranno aperti fino alle 18, ma soltanto per l'asporto. Comunque è importante che passiamo questo periodo il meglio possibile per salvaguardare tutti, anche in vista di questa campagna vaccinale che fanno. Non sarebbe giusto, perché purtroppo le attività commerciali è un'ulteriore batosta. Però se la gente non capisce che bisogna stare attenti, Però sicuramente discutibili sono quello che ci stanno facendo fare, insomma, prima aperti e poi chiusi, prima aperti e poi chiusi. Non ne voleva proprio sapere di indossare la mascherina e al richiamo di un passeggero di un mezzo della Dolomiti Bus è iniziato a dare in escandescenza. Un ventenne di Santa Giustina è tornato a casa con una denuncia per resistenza pubblico ufficiale, interruzione di servizio pubblico e ubriachezza. Il fatto è accaduto giovedì sera sulla tratta Belluno-Feltre. Il ragazzo, richiamato ripetutamente a rispettare la legge, ha iniziato a inveire contro i passeggeri, costringendo l'autista a fermare il mezzo. In ultima battuta arriviamo alla rubrica del tuo presepe. Vi mostriamo questa sera quello allestito nella chiesa di Santa Maria del Rovere a Treviso e a presentarcelo è Luigino Visentin. Quest'anno, data l'emergenza sanitaria e con l'impossibilità di spostare i banchi già previsti per il distanziamento, abbiamo pensato con il nostro parroco Don Adelino di fare un presepio con dei diorami raffiguranti la vita di nostro Signore Gesù Cristo, alcuni diorami, partendo dall'Annunciazione, passando per una fontana che rappresenta le nozze di Cana,
passando poi per l'istituzione dell'Eucaristia con l'ultima cena, per finire sul Golgota con la crocifissione. Abbiamo omesso volutamente il risorto che festeggeremo nella festa che è la più importante della nostra fede, cioè la Pasqua. Per noi e penso per tutti i presepisti di questo mondo anche fare il presepio è preghiera e speriamo che sia preghiera anche da parte di chi lo guarda. In ultima battuta un aggiornamento dell'ultima ora, un post del Premier Giuseppe Conte che tira un po' le fila di una settimana ad altissima tensione. Ieri sera, lo sapete, è stata sfiorata la crisi di governo che tra l'altro non rientra, ma Giuseppe Conte rassicura, parla di un periodo difficilissimo, dice che oggi in Italia si sono superate le 500.000 vaccinazioni, il che pone il paese al primo posto in Europa, anche davanti la Germania. Conte che serra le fila per l'appunto della maggioranza, dice che la prossima settimana si arriverà in Consiglio dei Ministri con il recovery plan. Un passaggio in particolare volevo leggerlo, sto lavorando anche a rafforzare la coesione delle forze di maggioranza e la solidità della squadra di governo. Qualcuno già interpreta queste parole come un possibile e ormai non più rinviabile, a quanto pare, rimpasto. Questo il post pubblicato pochissimi minuti fa dal Premier Giuseppe Conte. È tutto anche per questa sera da Treviso e Belluno, non ci sono aggiornamenti particolari. Grazie per l'attenzione. Adesso le previsioni del tempo. Buon sabato sera. Benvenuti al meteo. Gran freddo al nord, ma tempo sostanzialmente buono, anche se avremo temperature in sensibile calo e un clima piuttosto ventoso. Il dettaglio di domenica 10 gennaio. Sul Veneto nella prima metà di giornata cielo nuvoloso e non si escludono anche dei piovaschi sul Rodigino e zone limitrofe. Dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione con ampie schiarite soleggiate, forti venti di bora, specie sulla costa e le aree accanto. Temperature con andamento estremamente irregolare, minime sotto zero ovunque, massime invece tra i 2 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, al mattino molte nubi, soleggiato sui rilievi, col passare delle ore più sole dappertutto. Temperature minime fino a meno 2 gradi, massime invece sui 4-5 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente stabile con ampio soleggiamento dappertutto. Vedete, il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime ancora ampiamente sotto lo zero, massime sui 2 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.